Eccoci ancora insieme, l'argomento è cambiato ed è un po' più complesso, ma sicuramente raggiungerà molti di voi perché, come detto, parliamo del centenario della nascita di Giuseppe Berto. A Padova c'è appena stato, anzi è ancora in corso perché sono 2 giornate, un convegno dedicato alla figura di Giuseppe Berto, ed è con noi lo scrittore e saggista Giuseppe Longo, che ci parlerà proprio di questa persona che alla fine ha scritto pagine di storia del nord-est e non soltanto, perché è nato a Mogliano Veneto ma poi è diventato un cittadino del mondo. Una figura che ci ricorda Hemingway un po'. Beh, lui ha avuto rapporti con Hemingway nei primi anni, no, della sua esperienza, anzi ha avuto da Hemingway la fortuna di essere recensito, quindi come dire, ha avuto un battesimo d'eccellenza. È sempre stato molto legato al mondo americano e come dire, Berto è stato uno scrittore che un po' come dire, abbastanza frainteso, cioè è stato considerato uno scrittore del neorealismo, uno scrittore che voleva raccontare l'Italia dopo la guerra, durante la guerra, con la capacità di fare prese. Invece Berto, ormai l'abbiamo capito, è uno scrittore che anche quando parla di guerra è sempre simbolico. Utilizza la guerra e utilizza il racconto della guerra sempre per raccontare altro, una simbologia, insomma. E questo penso è una parentela che ha anche con Hemingway. Infatti, credo anch'io. E anche l'esperienza di vita è simile a quella di Hemingway, perché soldato sul fronte, ferito al fronte, quindi ci sono alcune attinenze con proprio l'esperienza di vita. Sì, Berto ha avuto sempre questa, come dire, volontà e desiderio di essere eroico, no? Di condurre una vita eroica, ma non ce l'ha mai fatta, no? Perché in realtà è un uomo del Novecento e il Novecento ci ha insegnato che è un secolo di non eroi. Non ci sono eroi nel Novecento, c'erano nell'Ottocento, col Novecento sono spariti. Anche in questo senso Berto ha delle parentele con Hemingway, perché anche Hemingway ha impostato tutta la sua esperienza non solo di scrittore ma anche di uomo sulla guerra, no? Sull'impatto della guerra, sul racconto della guerra come racconto di uno scontro tra uomini, tra nazioni, tra identità, anche la guerra tra uomini e animali, Hemingway. Ecco, Berto però, a differenza di Hemingway, come dire, ha combattuto guerre, è stato segnato dalle guerre e ne è uscito sconfitto. È come l'Italia alla fine, sostanzialmente. Ecco, una cosa molto bella che ho visto che avete cercato di approfondire nel corso di questo incontro, che a Padova ha riunito molti letterati che si sono occupati degli scritti di Giuseppe Berto, è anche il lato psicologico e la scrittura psicologica di Giuseppe Berto. Beh, Berto è uno scrittore, come dire, che è stato fatto passare come uno scrittore legato alla psicanalisi. Tra l'altro, lo dico per la regia, abbiamo anche alcune foto bellissime che sono tratte dal sito giuseppeberto.it, che penso sia stato fatto proprio per celebrare anche questo centenario. Certo. Immaginiamo il suo libro più importante, che è Il mare oscuro, no? Certo. È un libro bellissimo, forse un libro, diciamo, che non si può scrivere una seconda volta e che è tutto giocato su una indagine interiore, no? Su questa storia della malattia, sulla storia del rapporto col padre, sulla storia del rapporto delle radici del mondo veneto, poi il mondo di Roma, poi il mondo calabrese. Insomma, è un libro di una grande macerazione. E questo Berto è stato uno degli scrittori, con pochi altri, pensiamo a Gadda, pensiamo a Svevo, che hanno giocato, che hanno lavorato su questi temi. E ha realizzato 50 anni fa, Il mare oscuro, esattamente 50 anni fa, un libro che probabilmente è uno dei più bei libri del Novecento. Ricordiamo, vinse il Viareggio e il Campiello nel 64, Berto aveva 50 anni. Però diciamo che è sempre stato un po' misconosciuto dai grandi letterati, dalla critica. Questo è un destino che Berto si porta un po' dietro, no? Quello di essere stato apprezzato dai lettori, perché è stato molto apprezzato dai lettori, apprezzato dal cinema. Tantissimi libri di Berto sono diventati storie, diciamo, film, insomma, pellicole, anche di successo. Anonimo Veneziano è una di quelle che ricordiamo. Ecco. Però poi, come dire, su di lui ha sempre giocato un'ombra che è l'ombra di essere, che deriva da questo. Berto è stato sempre uno scrittore controcorrente.
un testimone della verità, no? È uno anche scomodo in fondo, una persona non particolarmente legata ai salotti, non particolarmente legata ai poteri forti della letteratura, usiamo un termine insomma per farmi capire, e naturalmente questa l'ha pagata, il suo essere controcorrente, il suo essere anche una persona vivace, ecco, ma un po' atipica nel panorama. Noi il convegno l'abbiamo intitolato 100 anni di solitudine, prendendo in prestito ovviamente un altro Marquez. grandissimo scrittore che ci ha lasciato da poco. Ma 100 anni di solitudine perché Berto ha vissuto come scrittore in una sua solitudine, sia per carattere, sia per scelte, sia per mancanza di opportunità. È stato uno scrittore controcorrente, dunque scomodo, dunque solitario, e questo l'ha pagato. Ecco, io mi sono divertita anche rileggendo la biografia della sua vita, a vedere il rapporto problematico che ha avuto con la scuola, l'università, motivo di conflitto appunto con la figura del padre di cui ricordava lei prima, e le difficoltà anche a trovare un'interpretazione, qualcuno che lo riconoscesse come artista, qualcuno che lo portasse poi alla ribalta, che poi Longanesi l'ha incontrato e così ha cominciato a pubblicare il suo primo libro. Ecco, tante difficoltà che anche un ragazzo di oggi potrebbe incontrare, quindi penso che sia una figura che dovrebbe essere riscoperta anche dai giovani, perché i conflitti con la famiglia e anche questa vicenda appunto legata alla difficoltà di farsi spazio nel mondo della letteratura sono tutti attuali. Certo, non è assolutamente diciamo, un'esperienza finita, non a caso, guardi, nell'88, quindi ben 25 anni fa, 26 anni fa, fu istituito il premio Giuseppe Berto, che aveva il compito di valorizzare un'opera prima. Era nato con quest'idea per premiare un ragazzo, un giovane, solitamente opere prime sono giovani, all'opera prima, per cui era una maniera appunto per far capire quanto fosse importante sostenere i giovani. Il premio è durato fino al 2010, si è interrotto per 5 anni, domani annunceremo che il premio sarà in ripresa. Riprenderà nel 2015 come una seconda edizione, ma di fatto è la prosecuzione della prima edizione, per cui questa storia del premio nato per queste finalità, cioè per aiutare i giovani, appunto come diceva lei. Ma è bellissimo questo, perché penso che si debba creare un legame col nostro passato e il nostro territorio e farlo qui insomma è fondamentale. Vedo tra l'altro che sarà l'occasione anche per ripubblicare alcuni suoi testi. Sì, c'è da dire grazie alla Rizzoli Bur perché ha avuto la possibilità e anche diciamo, l'opportunità di pubblicare ben 6 titoli, aggiungere 6 titoli a quelli che già c'erano. Tutta l'opera di Berto è pubblicata da Rizzoli, ora sono state aggiunte nuove edizioni con nuove curatele, per cui davvero con i tascabili, sono delle edizioni tascabili, quindi accessibili. Ecco, lei parlava prima dei giovani, parlava prima delle scuole, sarebbe un bene che la Regione Veneto, insomma, il mondo di questa antropologia diciamo, scoprisse, seguisse, leggesse questo scrittore che ora è presente in libreria con moltissimi titoli. Ecco, per chi non lo conosce, che cosa possiamo raccontare del suo modo di scrivere? È stato sempre detto che lui ha scritto la sua vita, ha scritto se stesso, la parte psicologica, la parte proprio del racconto della sua vita, che poi l'ha portato sui più duri fronti di guerra contro... voglio dire, in Africa, cioè in zone anche difficili dal punto di vista operativo. Beh, però Berto, guardi, non è soltanto uno scrittore di guerra, cioè ha scritto molto della guerra, ma non solo della guerra. Sarebbe un errore e anche un falso poterlo soltanto circoscrivere alla guerra. Pensiamo per esempio a un'opera che è l'opera con cui si è congedato dalla vita, dagli uomini, la Gloria. È un'opera che non c'entra nulla con la guerra, ma c'entra con la storia, con la vicenda di Gesù e di Giuda, cioè è la riproposizione, diciamo, la riscrittura del Vangelo dalla parte di Giuda, secondo una logica che è la logica di Giuda e che è diciamo, la logica di quello che si trova condannato a tradire, è condannato a tradire. Ecco, quel romanzo che chiude l'esperienza di Berto scrittore è un'opera di grande provocazione e anche di grande, come dire, ha la grande capacità di mettere carne a cuocere, cioè portare problemi, no? Andare a scoprire, a cercare, a scovare la verità,
che è sempre sfuggente. Questo in fondo il grande messaggio di Berto, scrittore di guerra, scrittore di psicologia, scrittore di psicanalisi, è sempre questo, la ricerca della verità, delle verità, combattere contro il male e a essere anche sconfitti, esatto. in fondo. Forse il fatto di non esserci proprio schierato, come diceva lei, di avere sempre cercato questa verità, alla fine le ha portato male dal punto di vista della critica e dell'appoggio delle intelligenze che hanno sostenuto molta parte. Le ha portato male, però tenga conto che in una settimana La forza, però... vinse il campionato del Viareggio in una settimana, cosa che non accade così Aveva facilmente. il pubblico dalla sua parte. Voglio dire, è invidiabile questo. Ah beh, assolutamente. Abbiamo un piccolo break pubblicitario, ma torniamo ancora insieme perché gli argomenti non mancano, nemmeno legati proprio alla produzione letteraria del nostro ospite, che è anche uno scrittore saggista. Ne parliamo tra poco. Eccoci qui ancora insieme per parlare di questa occasione per rileggere le opere di Giuseppe Berto. Si celebra il centenario di questo scrittore che è nato a Mogliano Veneto e che ha girato sostanzialmente il mondo fino al Texas, dove rimase anche prigioniero, e questo fu anche un ingrediente importante del suo lavoro letterario. Abbiamo iniziato partendo da Hemingway, dalle influenze americane, invece vorrei riportarlo un po' più sul territorio, nel nostro territorio, perché alla fine è un uomo di Mogliano Veneto, del territorio veneto. E qui secondo lei che cosa ha attinto da questo territorio, che cosa rimane in quello che lui scrive della sua terra di origine e che cosa ha lasciato invece? Beh, lui non è che avesse un ottimo rapporto con la città di Mogliano Veneto, con la famiglia Berto d'origine, e probabilmente questo, diciamo, cattivo rapporto, uso un termine un po' improprio, è anche alla base della sua scrittura, perché in fondo molti dei suoi libri, soprattutto Il male oscuro, nascono anche da questo cattivo rapporto, da queste incomprensioni, no? Berto si trova a vivere in una famiglia con un padre soprattutto dal carattere volitivo, lui che voleva fare altre cose, il padre invece lo spingeva, per cui probabilmente questo sta anche alla base del perché Berto abbia scelto a un certo punto di vivere in Calabria, di trovare un paradiso in Calabria che è Capo Vaticano, dove si è costruito una casa, dove poi in fondo è morto ed è anche sepolto. Quindi c'è una, come dire, una fuga dal Veneto, no? In fondo. Però teniamo anche conto che tanta della sua materia, Venezia, il Veneto, la provincia, il cattolicesimo, i rapporti, sono tutti quanti, come dire, elementi attinti in questo territorio e sono tipici di questo territorio. Tenga presente che Berto si inserisce anche in un contesto con altri scrittori veneti, no? Parise, Comisso, voglio dire, Camon, insomma c'è tutto un mondo di letteratura, ecco, Piovene, tutto un mondo di scrittori veneti che interagiscono con lui e che comunque in ogni caso con cui lui entra in contatto, personale ma anche letterario. Poi c'è questa lungimiranza, no? L'Italia unita, cioè insomma lui sposa il sud, no? Un uomo del nord, del profondo nord, che va a innamorarsi di questo mondo meridionale completamente diverso dal Veneto, per tante ragioni diverso, e che però poi in fondo rimane una persona in bilico tra due mondi. Io in questo senso lo trovo di una grande modernità, cioè di grande attualità, in fondo. Ho visto che fate una rappresentazione giovedì 18 al Teatro La Fenice della Fantarca, sì. Ce la racconta un po'? Allora, che cos'è intanto? La Fantarca è un romanzo di Berto, è un romanzo di Berto che esce nella fine degli anni 60 ed è un romanzo un pochettino fantasioso, cioè un po' un romanzo di fantascienza, perché Berto immagina che una colonia di terroni meridionali, li chiama proprio in questi calabresi, con affetto, diciamo. Sì, sì, vengono spediti su un'arca di Noè, che non è un'arca di Noè ma è un razzo, su Saturno. Questo viaggio comincia perché la Terra è devastata, la Terra è divisa da contrapposizioni enormi, il mondo sovietico, il mondo occidentale, le due economie, il muro di Berlino, insomma è un mondo fracassato, prossimo all'Apocalisse.
E allora per queste persone non c'è altra sopravvivenza che salire su questo razzo e andare a trapiantarsi altrove. 100 anni dopo potremo dire le stesse cose. Il problema è che però questo razzo è una caffettiera, è un frigorifero, cioè è un aggeggio rumoroso e malfunzionante, non riesce ad arrivare su Saturno, deve tornare indietro e ritorna ad attraccare di nuovo a Capo Vaticano, cioè in Calabria dove Berto aveva la casa. È un romanzo fantascientifico, fantapolitico anche, e soprattutto è un romanzo dove si vede chiaramente che Berto, come dire, pone attraverso la fantasia i grandi problemi dell'umanità di quel tempo, cioè il mondo oppressivamente diviso, e allora ne esce fuori una favola che è ridicola, che è comica, però ha una sua logica, insomma, e il ritorno sulla terra in fondo è la dimostrazione che l'uomo non può non andare se non dove, in fondo dove è nato e da dove appartiene. Solo che però questi coloni si trovano in una terra devastata dall'esplosione nucleare e devono rifondarla, per cui Berto, ecco, vede, apre sempre, no? Si ricomincia da capo, il ciclo biologico della vita ritorna. E quella è l'Arca di Noè. Ecco, da questo romanzo è stato tratto anche un'opera di teatro che sarà rappresentata alla Fenice. Alla Fenice il prossimo 18 dicembre alle ore 17 con ingresso libero, quindi chi ha voglia di approfondire senz'altro, magari i posti saranno limitati, però sarà molto bello, penso, da vedere. Tra l'altro vedo che c'è Cesare De Michelis che interverrà anche, che è il presidente del comitato regionale per il centenario, assieme a Franco Monteleone, Alessio Vlad, Angela Carone e questo non lo so dire, la scenografia? No. Zitkowski, ho detto abbastanza giusto questo complicato cognome. Dicevamo che molta parte, alcune dei suoi lavori sono diventati poi cinema, questo è diventato una rappresentazione teatrale. Cosa c'è nella scrittura che la rende così facilmente trasponibile poi su pellicola, oppure su una storia così più breve, più immediata come può essere il teatro? Ma questa è proprio una caratteristica di Berto, cioè Berto già in vita sperimentava altri linguaggi oltre alla narrativa, sperimentava il linguaggio del teatro, lui stesso compone delle opere di teatro, per esempio La Passione secondo noi stessi è un'opera del teatro, cioè nasce come opera teatrale, diventa sceneggiatore del cinema, nella Roma degli anni 50-60 Berto fa lo sceneggiatore e molti suoi romanzi diventano pellicole anche grazie ai suoi rapporti col cinema, per esempio O Serafina, appunto prima parlavamo di Anonimo Veneziano, quindi è uno scrittore che sperimenta, non si limita soltanto alla narrativa pura, diciamo, ma si apre a contaminazioni, scrive di saggi, scrive recensioni di opere teatrali e opere cinematografiche, cioè film, scrive anche un libro curiosissimo, ma che però oggi sarebbe Modesta proposta per prevenire, cioè è la sua lettura del mondo attraverso articoli di giornale sparsi, ma è una maniera attraverso cui legge il mondo e dà una sua opinione, se vogliamo, politica, no? All'altezza degli anni 70, in un'Italia della crisi, no? In un'Italia, come Era proprio la domanda che volevo farle, alla fine apre un'epoca anche politica in cui la verità è anche una verità individuale, il farsi una coscienza, farsi un'idea, non essere rappresentati da altri? No, Berto sembrerebbe uno scrittore lontano dalla realtà, no? Uno scrittore che va nelle nuvole, che va altrove o va nel suo profondo, nel pozzo della sua coscienza. In realtà, come spesso succede, quegli scrittori che sembrano i più visionari o i più lontani dalla realtà sono quelli che intercettano meglio. Quello che sta venendo fuori da questo convegno di 2 giorni è che in realtà Berto è quello che ha narrato il Novecento, il secolo scorso, assai meglio di tanti altri autori che hanno voluto raccontarlo. Cioè, insomma, raccontando altro, ha raccontato la generazione che è la sua, cioè di chi è nato nel 14, di chi non ha visto la prima guerra mondiale, ma ha visto il fascismo, ha visto la seconda guerra mondiale, ha visto il dopoguerra. Allora, ecco, lui ha raccontato questa Italia e questa generazione, forse meglio di tanti altri che invece si erano accaniti con delle forme di... Con i particolari, sì, l'orrore della guerra, invece spesso... E con l'ideologia. È lateralmente che si percepisce maggiormente questione di l'orrore. lo sguardo. Lui non ha obbedito a nessun tipo di ideologia e quindi è stato in fondo libero.
Assolutamente. Allora, prima di salutarci, visto che abbiamo già esaurito il tempo a nostra disposizione, volevo salutare il pubblico anche con l'immagine di questo suo ultimo lavoro, Atlante Immaginario, così lo festeggiamo anche. Nomi e luoghi di una geografia fantasma, un po' si inquadra nei discorsi che abbiamo fatto. Beh sì, in certo modo Berto è un maestro, quindi è chiaro che uno prende anche spunto da... preso ispirazione. Questo è un libro che nasce da 50 capitoli brevi, che sono 50 viaggi immaginari o 50 mappe immaginarie di disegni, di geografie, di, come dire, ecco, viaggi che ho compiuto attraverso il mio immaginario. È la storia di un mondo così come lo vorrei, piuttosto di così com'è. Che bello, insomma, speriamo che magari qualcuno possa prendere ispirazione, perché sappiamo che le città immaginarie hanno portato fortuna con il libro Le città invisibili, che è diventato... e questo mi ricorda un po' anche questa spirale di questa città ideale, mi ricorda un po' questo. Può essere, può essere. Speriamo che le porti fortuna. Intanto chi lo vuole prendere anche, lo vuole vedere, magari sotto Natale siamo anche un po' più libri. Atlante Immaginario, Giuseppe Lupo, nomi e luoghi di una geografia fantasma, insomma un consiglio per una buona lettura. Grazie anche della disponibilità e per averci raccontato così bene la figura di Giuseppe Berto, in bocca al lupo per il centenario. E noi continuiamo questa puntata cambiando nuovamente argomento, un argomento abbastanza impegnativo ma molto importante, perché sarà nostro ospite il professor Luigi Galimberti. Parleremo di dipendenze, lo faremo legato ai giovani, ai bambini, non soltanto dipendenze da sostanze ma anche dipendenze da videogiochi, dipendenze dalla televisione, insomma ne parleremo con lui tra pochissimo. Grazie.